Rieccoci, primo si te pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, anche durante la pubblicità assieme al Presidente dell'Ordine dei Medici abbiamo avuto qualche dato, qualche numero da specificare. Ritorniamo, poi il titolo, guardi, è bello, è lì, medici di famiglia nel caos, le immagini che io non so se gli ho detto, ho un amico che lavora al pronto soccorso e ha detto basta, esco al pronto soccorso perché si lavora come dei matti e quindi vado a fare il medico di base e si è trovato il medico di base che hanno aumentato i pazienti da 1.500 a 1.800 senza ovviamente l'aspetto che diceva prima lei burocratico nell'avere gli impiegati, tant'altro, quindi si è quasi pentito di essere, però ci torniamo anche, sì. Invece ritorniamo sul ragionamento che la sanità in Veneto, lei la vede, l'ha iniziato nel ragionamento di dire è una sanità eccellente che però fa buchi da certo. Qualche parte. La domanda che le faccio, secondo lei il Presidente della Regione, chi ne ha la facoltà, chi deve prendere il futuro Presidente della Sanità del Veneto, il Direttore Generale, mi scusi, del Sanità del Veneto, che devono ancora, si deve ancora capire chi è, non lo so, anche qui devo aprire una parentesi, se è perché non lo trovano o se qualcuno rifiuta un incarico che è davvero molto scottante al giorno d'oggi. Mi è venuto anche questo dubbio, questa percezione, non lo so, me lo può dire lei. Si può migliorare tutto qui e se si può migliorare, da dove si può iniziare? Assolutamente si deve migliorare. Si deve migliorare perché continuando così collassa il Servizio Sanitario Nazionale, il Servizio Sanitario del Veneto. E quello che diceva lei è assolutamente corretto. Noi abbiamo una spesa da parte dei cittadini in sanità privata ed io non ho niente contro la sanità privata perché ognuno può fare, però io sono molto innamorato dell'articolo 32 della Costituzione e sono di una generazione che ha potuto vivere che cosa significa avere un servizio sanitario che cura tutti, come diceva lei prima, indistintamente dalle capacità economiche nello stesso modo, e secondo me è un grandissimo segno di civiltà e non deve essere. Poi è anche giusto che esista l'imprenditoria privata, ma quello è un altro paio di maniche, ma la spesa privata sta salendo in un modo non sostenibile perché si rischia che i cittadini che non hanno possibilità non si curino più. Quindi deve essere cambiato il sistema, deve essere cambiato, deve essere efficientato, quindi devono esserci meno laccioli burocratici, devono esserci degli investimenti maggiori sui medici e ripeto non solo sui medici, sugli infermieri, sugli OS, oltre che sulle strutture, ma soprattutto sulle persone. Anche il PNRR, la missione 6 del PNRR, investe sui muri, però non investe su chi ci deve stare dentro quei muri, per cui c'è il rischio che questi diventano dei muri vuoti. Allora, e deve essere fatto perché lo ritengo uno un dovere in generale e due un dovere sociale, perché quello che dico sempre, questa regione è in particolare, perché parliamo di questa regione, ma questa regione è la regione in cui la generazione degli anziani, dei grandi anziani, quindi parliamo dai 70 anni in su, è stata quella che ha fatto la ricchezza di questa regione, è riuscita ad accudire i suoi vecchi ed è riuscita a promuovere in senso economico, culturale, i suoi figli e rischiamo che siano quelli che dopo che hanno reso il Veneto ricco siano quelli che devono pagare di tasca propria la loro vecchiaia e le loro malattie che in molta parte derivano dal lavoro che hanno fatto nella vita. E quindi, dottor Pisarro, lei mi ha spiegato, lei lo sa, quando è diventato, io la conosco da molto tempo, quando è diventato Presidente, è diventato un po' politico anche lei, No. Lei una volta era più vulcanico. Arrivo dove voglio arrivare. Poi, sa, io conosco come una volta conoscevo molto bene dei sindacati che dovevano fare, poi una volta quando arrivano lì cominciano a prendere la strada del potere e diventano da rossi a rosetta e poi bianchi, quindi cambiano un po' colore. È vero che si dice che si nasce incendiari e si muore pompieri, però diciamo che ancora sono in una via di mezzo. Allora, è chiaro che a questo punto, senza voler, bisogna che ci sia un moto d'orgoglio da parte della politica di questa regione. Sì, ma in che senso? Significa che devono prendere atto che dentro la categoria della sanità, degli operatori sanitari, perché
La sanità non è fatta solo di medici, è fatta di medici, infermieri e OS. C'è malessere. Malessere che vuol dire che si è pagati poco, si è assolutamente non valorizzati per quello che si vale, addirittura marginalizzati. Quindi bisogna che si ripensino i contratti, si ripensino i ruoli, che la politica faccia un passo indietro rispetto alla colonizzazione dei posti dirigenziali. Cioè, è inutile che ci nascondiamo dietro i cosi. Su posti di decisione clinica come sono, e organizzativa, come sono i primariati, come sono i vari posti dove si decide la sanità, ci vadano persone competenti indipendentemente dal colore di vestito che esprimono, che quindi, cosa che già nel passato in questa regione è stata fatta. Qua in regione ci sono stati nei decenni, molti decenni fa, giunte di centrodestra che hanno preso tecnici di estrazione di almeno di percorsi, perché erano persone valide, persone che sappiano fare le scelte, che si prendano responsabilità delle scelte e che analizzino i bisogni della gente e li orientino. È inutile che noi, che ne so, apriamo la scuola di specialità a 40 igienisti l'anno quando ne abbiamo bisogno di 4. È inutile che pensiamo di poter gestire pronto soccorsi se un pronto soccorsista, un medico di pronto soccorso, un infermiere di pronto soccorso guadagna come più o meno, cioè guadagna 3.000 euro lordi al mese. Dopodiché, perché le cooperative trovano per mettere i medici in pronto soccorso? Perché no, ma un altro discorso questo, poi ci torniamo anche su questo. Le cooperative trovano, perché ovviamente è un sistema organizzato anche questo, che dovrebbe essere verificato e controllato con molta attenzione, cosa che non lo è, però un altro ragionamento questo, dottor Chisara, il ragionamento che stiamo facendo è, la sanità in Veneto, nella prima domanda che ho fatto lei ha detto che è eccellente, man mano stiamo facendo il ragionamento, mi sta facendo capire che non lo è. La domanda che le ho fatto è, il Presidente o chi per esso, il Direttore Generale della Sanità del Veneto, cosa dovrà fare per migliorarla? E riduco la domanda per farla capire a tutti, anche i telespettatori. Quando si ridurranno i tempi di attesa? Quando uno andrà a fare un controllo e non le dico passa fra 7 mesi? Due fattori. Il primo è che si investa, ripeto, sul fattore umano. Okay. Il secondo è che la sanità non venga utilizzata anche dagli utenti in termini consumistici. E mi spiego meglio. Se io e lei giochiamo una partita a calcetto, bene, e ci diamo un po' di spintoni e calci, il giorno dopo, perché mi fa male il ginocchio, non devo pretendere una risonanza. Chiaro? Allora bisogna affidarsi a quelli che sono i professionisti, che scelgono loro per te quali sono i tuoi bisogni e le tue necessità. E quindi già con questo noi riusciremmo in pratica quindi un minimo di educazione all'uso del sistema. Oltre al fatto, ripeto, che il sistema va amplificato, va incentivato nella sua costituzione umana, nel senso delle persone. Perché noi abbiamo per esempio, noi abbiamo, almeno se posso essere anche contraddetto, ma abbiamo una concentrazione in base alla popolazione di risonanze e TAC che è dalle 4 alle 6 volte superiore alla concentrazione delle stesse strumentazioni della costa orientale degli Stati Uniti, cioè parliamo di New York, Chicago, Boston, no? Quindi non di posti Las Vegas. No, di posti proprio, stiamo parlando della parte più evoluta e dove c'è più gente negli Stati Uniti. E non riusciamo a farle funzionare come dovrebbero funzionare, cioè praticamente 24 ore al giorno. Mentre invece, guarda caso, situazioni private sì. Allora, il punto dov'è? E spesso con le stesse persone. Qual è il punto? Sì, mi sta facendo però un paragone dove ha preso proprio l'America, dove lì se non hai la carta di credito... Ma quello riguarda il cittadino. Sì, ho capito. Invece il rapporto tra la struttura e il medico è che se il medico è bravo ed è attrattivo, viene pagato di più
di Crisarà che non è bravo e No, non no, è ma su attrattivo. questo E non quindi c'è- questo smaltisce, Lei è l'unico sistema, l'unica via per ridurre i tempi di è attesa. una via. È una via. La seconda, quello che dicevo prima, è che l'utilizzo venga fatto in termini appropriati, cioè che ognuno abbia quello che deve avere per la sua salute in quel momento in cui ne ha bisogno. Certo. E Lei però il problema qual è? È che il bisogno È non stato può chiaro. essere stabilito dal singolo. Domenico Crisara è stato molto chiaro, ha detto che la sanità in Veneto non è un'eccellenza. Me l'ha detto chiaro Ripeto, todo, e io le ripeto, non sotto clinica- l'aspetto allora, sotto l'aspetto so- professionale del medico, del chirurgo, Probabilmente- e su questo qui non lo metto in dubbio. Probabilmente ho Anzi- frainteso, perché anzi- se lei mi dice... Anzi, però, sono d'accordo con lei, mi scusi, che sotto l'aspetto, oh santo Dio, in certi particolari, adesso non entro nel particolare che gioco di parola, c'è qualche lacuna, però nella maggior parte, se prendo l'azienda ospedaliera di Padova, nella chirurgia, sotto l'aspetto del cuore, sotto l'aspetto di tante altre, è un'eccellenza come medici che curano i pazienti. Punto. Quindi, Poi ma sul sistema questi organizzativo... medici hanno a livello, perché oltre, e lei mi diceva prima, ok, oltre i muri bisogna anche che ci siano le persone con il PNRR, giusto? Certo. Ed è vero, le persone ci sono e sono di qualità, ma i muri se crollano non possono nemmeno lavorarci i medici. Non c'è Ha dubbio. capito? E quindi i muri stanno crollando, questa è la domanda sintetica Allora, la che io le domanda, ho posto. la domanda ripeto, se non lo dobbiamo vedere dal punto di vista dell'organizzazione... sono partito a dire i tempi di attesa che mi Allora, sembra sia... se i tempi d'attesa non è il Veneto per sua tradizione è un luogo dove la cosa pubblica funziona bene e quindi il fatto che questa parte non funzioni come dovrebbe funzionare è chiaro che fa specie. Perfetto. E quindi lì Quindi ci i vuole... rimedi me li ordini. Il primo rimedio faccio alla Berlusconi. Il numero uno è aumentare i medici. Numero uno è motivare i medici. Due, aumentare lo stipendio, quindi motivarli Motivare i sotto medici. questo punto di vista. Non è solo lo stipendio, è anche un problema di ruoli. Diciamo che aiuta. Il problema dei ruoli, io ho molti colleghi che sono Prima andati, dicevamo- aiuta, ce ne vogliono tutte e Dicevamo due. prima, fuori dalla pubblicità, cioè fuori dalla trasmissione, che i soldi fanno diventare belli e che i brutti no. Certo. E quindi aiutano anche Assolutamente a sì. motivare la persona. Però è anche vero che bisogna evitare che medici di altissimo livello, di altissima qualità, alla fine perché non sono inseriti nelle giuste correnti, utilizziamo questa, devono andare a lavorare fuori regione o addirittura fuori paese, fuori Italia. Perché Oppure- diciamo, non voglio fare sembrare troppo idealista, ma va messa a pari con la questione economica che diceva lei. Oppure l'azienda della sanità ti dice: caro dottor Crisarà, lei dopo le sue ore di lavoro può lavorare nella mia azienda anche a cottimo, uso questo termine, cioè tanti interventi, tanto guadagna. Cosa succede? Faccio un esempio: se il dottor Crisarà fa... Lo semplifico nel concetto, anche se non è così, perché poi nell'azienda ospedaliera i medici lavorano tante ore e si sacrificano tanto, perché ne conosco davvero che si fanno un mazzo tanto. Però tanti dicono: io lavoro 8 ore, faccio esempio, poi dico a Giorgio Borile: senta Borile, lei deve fare un intervento, se viene in maniera da privato, viene, lo facciamo subito, prendo 10.000 euro, faccio esempio, di cui 10.000 vanno, 3.000 a me, 3.000 al gruppo che lavora con me, 3.000 all'azienda ospedaliera, e in questo giochetto ci guadagnano un po' tutti. Allora mi domando, dove fino arriva l'onestà nel questo giochetto dalla serietà di tutto il sistema? Ma io su questo sono perfettamente d'accordo con lei. Non so se sono stato È chiaro nella stato domanda. chiarissimo ed è una delle cose che non ho detto oggi, ma dico quando anche secondo lei ero un po' più incendiario, perché agli atti Dopo è diventato un po' più politico. no, quello non Si c'è- diventa, no. perché poi quando si Non ci- diventa presidente di un ordine importante come qual è quello dei medici, ovviamente sei a contatto con la politica, sei a No, contatto con non i abbiamo- vertici, non è un c'è- po' la volta. Non c'è questo problema, perché le ripeto, continuo ad essere... Io sono dell'idea, e le dico anche che cosa, che il medico di valore, il chirurgo di valore, che decide di lavorare nel pubblico, deve essere pagato
come le dicevo prima, in base alla sua capacità di attrazione. Quindi faccio un esempio, Borile è il miglior, perché fino adesso non abbiamo toccato, quindi il miglior neurochirurgo che ho sulla zona, mi vengono dal Veneto, dall'Italia, 200, dico per dire adesso numeri, 200 interventi, 500 interventi l'anno, per un volume di 10 milioni di euro di coso, gli do 1 milione di euro a Borile. Chiaro? Perché è lui che me li fa venire. Ma Borile, fuori dalla struttura, non lavora neanche mezzo minuto, a libera professione non si fa. Non so se mi sono spiegato. No, ma io non dicevo sei una struttura pubblica. Ma la mia non ho detto che è una libera professione, capito? Io ho detto no, è una professione, quello che dice lei è una professione intramenia. Intramenia, però nel farla le pongo la domanda, non è un'affermazione la mia, le pongo la domanda, nel fare questo tipo di intervento, di operazione al paziente, le ho fatto l'esempio, Borile, senta, se viene la facciamo un intervento subito. Non c'è la possibilità di farla in modo diverso. Bene, la domanda mia è giusta? Allora, le ho già risposto, forse non riesco a risponderle direttamente. Ho detto no. Ha detto no. Come non è però giusto... poi lei mi ha portato, mi scusi, a un altro tipo di esempio, a un esempio che il medico non può lavorare in un'azienda privata per concussione. No, se lui deve essere, questo. Deve essere esclusivo. Allora, deve decidere se lavorare esclusivamente nel pubblico o esclusivamente nel privato. Si fermi un attimo, Domenico Chigiani. Nel pubblico però c'è questa possibilità. Non ci deve essere quella possibilità. Allora viene tolta anche quella, secondo lei? Allora, secondo me, un medico deve essere pagato, parlando di struttura pubblica, per il massimo che lui rende nella sua professione e non ci può essere il discorso. Perché il discorso, guardi, le dico chiaramente, così ma allora facciamo la cosa in Ma allora perché c'è? C'è perché questo è stato un escamotage utilizzato dalla politica, non oggi, perché l'intramenia non è un'invenzione di oggi. Per cui di fatto che cosa si è detto ai medici ospedalieri? E su questo siamo stati ingenui. Dice io, nei fatti poi, le parole so chiacchiere, io non ti aumento lo stipendio per quanto tu vali, no? O per quanto cose, ma ti do la possibilità di fare una libera professione, perché addirittura all'inizio era anche extramenia, non solo intramenia. Assolutamente. Che quindi qualcosa che non si sapeva. Quello non è una novità. E quello ti dà la possibilità di integrare i due redditi. Quindi in realtà che cosa si è fatto? In modo subdolo si è spinto verso la libera professione, dove ci guadagna anche l'azienda, perché il 30%... Per quello mi dà a pensare il 30%, ma io sono d'accordo con lei, ma la soluzione a questo discorso qua è che non dovrebbero esistere nel pubblico la possibilità. Anche perché però è anche vero... Anche perché sono soldi nostri. Però è anche vero... No, sono 2 volte soldi nostri, perché sono soldi nostri da una parte pagati attraverso le tasse, poi diventano anche soldi nostri pagati per la seconda volta attraverso le prestazioni di professione. Quindi riconoscere ai medici e agli operatori il loro valore economico, vero, no 3.000 euro al mese, perché con buona pace di tutti per diventare un medico ci vogliono 10 anni di studio e di sacrifici. E dire a quel punto che dentro il sistema pubblico sanità privata non se ne fa. Sono d'accordo, siamo d'accordo, punto. Aggiungo e concludo in questo ragionamento perché ho molte altre domande da fare, il tempo davvero stringe nelle trasmissioni. Aggiungo che nel ragionamento che stava facendo condivido in pieno e faccio un esempio che è un estremo uno dall'altro. Io trovo assurdo che nel calcio, nello sport o nello spettacolo determinate persone prendano 100 milioni all'anno e quello che mi ha salvato la vita prenda 4.000 euro. Su questo non ce ne piove. Però le faccio anche un'altra domanda. Deve prendere quello che mi ha salvato la vita, deve prendermi 10-20.000, deve prenderli e poi però non deve fare altre perché cose. Lei conosce per caso un qualche calciatore che prende quegli e gioca per 2 squadre?
Io non ne conosco. No, gioca a me, basta. E gioca per una Sì, squadra. gioca a me. Magari poi l'anno prossimo gli Però, danno più da in un'altra parte e effetti, va da un'altra parte. Condivido, deve essere pagato. Su questo sono d'accordo perfettamente, è una vita che lo dico, che prendono davvero pochi soldi. Vabbè, chiudiamo la parentesi della sanità in Veneto, che era partito eccellente, poi mi ha detto che non lo è, o mi ha fatto capire che non lo è. Non ho detto che non lo è. No, lo Continua ad dico essere, perché io la M'ha guardo fatto dal punto di capire. vista medico. Non l'ha Dal detto. punto di vista organizzativo, assolutamente è migliorabile. È quello che conta. No, veramente io preferirei, se devo aspettare un pochino in più e non ho pericoli, essere sicuro di chi mi mette le mani addosso e non essere visto immediatamente e non so da chi. Ma lo sa, tranne pochissime, come si dice, reparti dove ci sono, non voglio esprimere, andare dove avrei paura che mi colpiscono, mi mettono le mani qualche chirurgo. Io credo che la maggior parte della sanità qui nel Veneto è eccellente, insomma. E vede che l'ha detto anche lei che è eccellente. Certo, sotto l'aspetto. E io di quello parlavo. E di quello non ho dubbi nemmeno io. Perché dal punto di vista amministrativo e organizzativo è assolutamente da rivedere il Certo, modello. su quello siamo d'accordo, tranne una o due eccezioni che non gliela dico, anzi le dico durante la pubblicità. Rimanete con noi a tra poco.